#Veneto 2020, gli industriali disegnano il Veneto del futuro. In assenza di una vera progettualità politica ci pensano gli 11.000 associati di Confindustria Veneto che dal 5 febbraio e fino al 27 marzo, momento finale, si ritroveranno in incontri a porte chiuse per immaginare il nuovo manifatturiero e lanciare il loro manifesto programmatico in vista delle elezioni regionali. Industriali e protagonisti dei diversi campi di interessi, i cosiddetti stakeholders, si confronteranno a Vicenza, Treviso e Venezia su 3 temi fondamentali: la cultura, il capitale umano e infine la vocazione metropolitana a partire dalle infrastrutture. Riflessioni che porteranno a un documento che sarà elaborato dalla Fondazione Nord-Est e presentato ai candidati alla Regione. Ok, 5 anni correranno, arriveranno, saranno anche i 5 anni di chi governerà la Regione. Però soprattutto è un pensiero di sviluppo del Veneto, cioè cosa vogliamo e come pensiamo di creare questo Veneto del futuro. Una regione che ha tutte le carte in regola per trainare una ripresa di cui sono chiari i segnali. Cresce l'occupazione, il 2015 potrebbe chiudersi con un aumento del 2% del PIL che salirebbe a 2,5% nel 2016. Quando ci sono più enti, centri che indicano una direzione di cambiamento di tendenza, dobbiamo essere tutti positivi, dobbiamo creare fiducia, dobbiamo ritornare agli investimenti. Alla Regione e alla politica il compito di governare la costruzione di un nuovo Veneto che può contare su un brand riconosciuto come Venezia e comprendere che la competizione si deve spostare sui campi dell'eccellenza dei prodotti, ragioni che impongono di guardare oltre i confini del Veneto senza puntare su un indipendentismo che, ha sottolineato Zuccato, non fa buon gioco. Il Veneto sa fare, sa lavorare, non dobbiamo isolarci però. Il Veneto deve essere in Italia, in Europa e deve essere anzi motore e propulsore. Lo stesso Renzi l'ha capito. È anacronistico parlare di dipendenza del Veneto. Assolutamente, mi ero già espresso in passato, continuo a ripeterlo.